Salvatore Moncada, paladino dello sport, al punto tale da potersi considerare il suo mecenate. Dopo aver costruito a proprie spese il palazzetto a Porto Empedocle per far giocare la sua Fortitudo Basket, Moncada adesso rivolge le sue attenzioni alla pallamano e in particolare alla Girgenti, società che gioca in A2, che rischia di non poter disputare la massima serie per mancanza di una struttura sportiva adeguata alla categoria. E così nel corso degli anni i giocatori sono stati costretti ad emigrare a Racalmuto, Licata, Favara e persino ad Enna. E questo perché il Palanicosia di Agrigento non ha i requisiti previsti dalle norme federali. Il polivalente di Piazzale Golamalfa continua ad essere un miraggio e la palestra coperta di Villa Seta, usata come aula bunker per il maxi processo alla mafia di Agrigento, è ancora nella disponibilità del Ministero della Giustizia. E così la società ha dovuto alzare bandiera bianca, pronta a retrocedere e rinunciare alla Serie A. E anche negli anni '80 l'allora Ital fu costretta a rinunciare alla Serie A per mancanza di una struttura sportiva. Argomento discusso ieri sera nel corso della puntata di A Tutto Campo condotta da Gaetano Ravanà, con ospiti il sindaco Marco Zambuto e l'allenatore della Girgenti Lillo Gelo, ma ad un certo punto ecco la sorpresa sotto forma di telefonata. Io ho ricevuto diverse sollecitazioni da parte della pallamano e chi mi conosce sa che io sono per lo sport a prescindere dall'avere la mia squadra di basket, però purtroppo è impossibile che noi possiamo ospitare giù la pallamano. Vediamo se ci dai uno spazio adeguato e vediamo di fare questa infrastruttura. Se fosse in città e non in periferia, se riuscisse a trovare la possibilità di coprire un'area, e ce ne sono aree. Come no? Sto pensando alla Villa del Sole, per esempio. Bello sarebbe. Pronta ed immediata la risposta di Marco Zambuto. Totò, io ti ringrazio per l'ennesima disponibilità che dai alla città e te lo dico di vero cuore. Io domani mattina mi interesserò io personalmente della individuazione del sito. Questa della Villa del Sole, ricordo, era un'idea che tu anche avevi lanciato. L'unico problema era quello. Gli spazi ci sono di questo. L'unico problema era per noi quello dei soldi, ma domani mattina stesso io conto di poterti dare una risposta.